anche se i numeri sono inferiori ai minimi previsti, nulla lascia presumere che ci saranno delle chiusure. Questo ci è stato garantito sia dalla Regione che anche dal direttore dell'ULSS, dottor Benazzi. Certo che i numeri sono sotto gli occhi di tutti e magari fa un po' impressione vedere che soltanto un centinaio di bambini sono nati nel 2019 nel nostro nosocomio. Il punto nascite di Vittorio Veneto non si tocca, ma i numeri restano impietosi. Lo stesso sindaco non lo nega. Certo, la struttura nel 2019 è rimasta chiusa 5 mesi per consentire lavori di ristrutturazione, garantire le ferie al personale. Il rischio, semmai, è quello di perdere attrattività a favore di altri ospedali. È molto comodo andare anche in Friuli, se a un certo punto si dà questa percezione di mancanza di sicurezza, è chiaro che ciascuno pensa per sé e magari abbiamo anche perdita di potenzialità di esecuzione di questi parti. L'allarme sulla mancata sicurezza del punto nascita è stato rilanciato pochi giorni fa dalla NAO Assomed del Veneto, sigla dei medici. Appena 101 nascite in un anno non sono una garanzia di sicurezza, la denuncia che ha fatto sobbalzare sulla sedia sia il governatore Zaia, che ha subito negato ogni progetto di chiusura, e il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che ha ricordato i lavori fatti. Proprio all'ULSS il sindaco lancia un appello per aumentare i servizi e arrestare la fuga delle neomamme. Noi pretenderemmo che l'ULSS desse qualche servizio in più in modo tale da ricondurre alla normalità e mettere sotto controllo il rischio anche nel nostro nosocomio.